Ecco, qua dietro incominciano le difficoltà. Là dietro troveremo un torrione, la cima dell'Innominata. Anche lì sotto ci ripasseremo. Questa cengia è come un labirinto, a metà tra la roccia e il vuoto. Ricordi ieri? Ieri ti parlavo di Kugi, che per primo ha intuito l'esistenza di quest'anello che collega tutto il gruppo dello Iofuarte. Ma il primo a realizzarlo fu Comici, l'alpinista triestino. Anche se la sua relazione oggi non è più valida perché la via è cambiata, ci sono stati dei crolli, come ad esempio il famoso pendolo di cui parlavamo ieri, oggi non esiste più, adesso è una corda doppia normale. La cengia gira tutto intorno alla montagna, non sale mai in cima e non ha mai fine. La via eterna l'aveva chiamata Kugi, forse perché è una via che gira sempre in senso antiorario. E allora è come se tornasse indietro nel tempo.